È tutto pronto per l'uscita nelle sale del docufilm Orcolat, che racconta il terremoto da un nuovo e inedito punto di vista. Pordenone, Gemona, poi tutta Italia, queste le tappe delle proiezioni. Ospite a Ring il produttore di Kublai Film, Marco Caberlotto, commenta con soddisfazione il bel risultato raggiunto nel voler raccontare la ricostruzione friulana da un nuovo punto di vista in occasione così importante come il 50° anniversario. Ben 4 anni fa abbiamo iniziato a lavorarci, abbiamo iniziato a pensarci con il regista Federico Savonitto, abbiamo fatto un ottimo lavoro secondo me, come dire, prima di ricerca, perché c'è stato un lavoro molto importante di ricerca di archivi, certo, sia già visti sia inediti, quindi è stato fatto un bellissimo lavoro da parte di Federico e di tutta la squadra che ha lavorato alla produzione, devo dire grazie a tutti i ragazzi che hanno lavorato veramente con il cuore. E il racconto è tessuto nelle sue fila da una voce che per il Friuli rappresenta qualcosa di più di un'istituzione. Bruno Pizzul ha donato nei suoi ultimi anni di vita questa perla postuma tra ricordi, leggende e racconti che tutti potranno gustarsi presto al cinema. Il Friuli è una regione dell'Italia che fino a 50 anni fa in pochi avrebbero saputo indicare sulla cartina geografica. Mia moglie mi ha detto: stai attento che ogni volta che ti alzi tocchi il lampadario che poi si muove. E invece era l'Orcolat che si faceva sentire anche a Milano. In compenso però io avevo qui papà, mamma, gli altri parenti, tutti gli amici. Ha un racconto corale di voci del territorio, voci del Friuli, esatto, che volevamo proprio rendessero omaggio a ciò che è successo, senza pietismi, senza, come dire, discorsi elegiaci, ma proprio raccontando quello che è stato per il loro vissuto personale, per le loro famiglie, raccontare, come dire, gli aspetti anche più profondi, personali, e l'insieme di tutti questi racconti ha portato a un bellissimo, secondo me, come dire, mosaico di voci che rappresenta perfettamente lo spirito friulano, lo spirito anche, come dire, della ricostruzione che c'è stata nei decenni successivi.